Benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento, l'ultimo della settimana, quello del venerdì, sempre sulla vostra web tv www.venetoglobe.com e naturalmente per chi ci vede invece attraverso il canale 813-813 per la provincia di Belluno sul digitale terrestre, in attesa di ampliare poi l'uscita e la visione per tutto il nostro Veneto. Andiamo a parlare per l'ultima volta questa settimana di avvenimenti sportivi che si sono succeduti, che si succederanno e che catalizzeranno la nostra attenzione in questo weekend. Cominciamo da domenica e cominciamo a parlare di automobilismo perché si corre a Sochi il Gran Premio di Russia, 16ª gara del Mondiale di Formula 1 con alcune novità, quelle che abbiamo già riferito ieri, la Ferrari che è ancora in rincorsa, cerca gli ultimi colpi e si è parlato in queste ore di un possibile abbandono della Formula 1 da parte della Mercedes, dovrebbe succedere nel 2021. Dalle 4 ruote alle 2 ruote, però a pedali, ciclismo, il mondiale di ciclismo in Austria attende la gara dei professionisti, che è quella più importante, diciamo così, per quanto riguarda l'attenzione dei mass media. Gli azzurri di Cassani sono in ritiro a Torbole in vista della gara di domenica. Ieri c'è stata una sgambata sul Garda e poi c'è stato il trasferimento in Austria ad Innsbruck, dove ci sarà tra l'altro oggi l'ultimo allenamento in vista poi della gara, un giorno di riposo e poi la gara di domenica. Un altro mondiale che si sta disputando in Italia è quello del volley maschile, è un'Italia che ha perduto in malo modo contro una forte Serbia per 3-0, la gara Serbia-Polonia ha dato alcune indicazioni e questa sera dovrà tenerne conto la formazione di Blengini affrontando la Polonia. Vedremo cosa succederà e come si delineeranno le posizioni. Vi ricordo, passano le prime due del girone. Si muove anche la nazionale femminile di volley con Mazzanti che a Sendai l'altro giorno ha battuto per la seconda volta in amichevole l'Azerbaigian, ancora per 3-0. C'è stato già il trasferimento a Sapporo in Giappone, avvenuto già, dove sabato, domani, farà il suo esordio contro la Bulgaria, la nazionale appunto di Mazzanti, con 3 pantere, De Gennaro, il grande libero, poi la centrale danesi e il nostro nuovo acquisto, la Silla. Si gioca alle 6:40 ora italiana, c'è il collegamento di Mammarai che segue anche il mondiale femminile. Per il basket nazionale invece si comincia dalla Supercoppa, c'è la Supercoppa per quanto riguarda A1 e c'è la Supercoppa per quanto riguarda la 2 che ci interessa poi da vicino e poi ne parliamo. Supercoppa massima con sabato e domenica si gioca al Palaleonessa di Brescia e si comincia sabato domani con Torino-Trento, poi avremo Milano-Brescia, a seguire naturalmente le 2 finali, terzo quarto e primo e secondo. In Serie A adesso per quanto riguarda il calcio, un anticipo della 6ª giornata tra Inter e Fiorentina che era finita per 2-1 per i nerazzurri, poi le altre gare che hanno confermato insomma il buon momento della Juventus 2-0 col Bologna, del Napoli in casa con il Parma 3-0 e della Roma che ritorna a sorridere, batte il Frosinone per 4-0 per quanto riguarda il derby e quindi una Serie A che va a proporre un'altra giornata con gli interessi del campionato vero e proprio. In Serie B anche qui non si scherza perché in attesa della prossima giornata è arrivato l'altro giorno l'esonero di Tedino da parte di Zamparini, una squadra che è tornata nelle mani di Stellone per un'altra staffetta, insomma Zamparini non si smentisce. La Serie C nel girone B ha giocato in queste ore, nelle prossime lo farà con la prossima giornata il tabellino completo. Lunedì ci sarà invece Feralpi Salò Vicenza, Lanerossi Vicenza, questa unione tra il Vicenza ed il Bassano. Si giocherà regolarmente invece domenica Rimini Pordenone, Albino Leffe Triestina e Virtus Verona Sud Tirol.
La Serie D ha visto e vede il Montebelluna vittorioso contro il Chions e ora la prossima giornata sale in quel di Feltre nel Bellunese per affrontare l'Union Feltre in una gara che vorrebbe dire molto per gli uomini di Checco Feltrin. Un Este al comando con 6 punti con il Campo d'Arsego, il Montebelluna in mezzo alla classifica. In eccellenza diamo un po' il quadro di quello che sarà il girone B e la quarta giornata per quello che riguarda i prossimi appuntamenti, tra l'altro, che andremo a seguire con la nostra diretta del calcio. Istrana Union QDP, Luparense Eclisse Careni Pievigina, Nervesa Real Martellago, Porto Mansuè Tombolo, Treviso Calvinoale che si giocherà a Ponzano per l'indisponibilità ancora del Tenni, Union Pro Mestre, che sarà la gara che andremo a riprendere con le nostre telecamere, si gioca a Preganziol, Union San Giorgio Sedico Giorgione, Vittorio Veneto Liventina, riposerà il Lia Piave di Mauro Tossani. In promozione girone D anche qui alla quarta giornata, piuttosto intensa, piuttosto valida, Città di Caorle Porto Gruaro, Conegliano Favaro, Cornuda Crocetta o Pitergina, Fontanelle Prodeco Montello, un Prodeco che cerca di fare la protagonista anche in questa categoria nonostante sia una neopromossa, Fossalta Piave Lovis Spresiano, Giulia Sagittaria Villorba, 90 ZTLL Sinistra Piave e Vedelago Vazzola a chiusura. Lasciamo il calcio e passiamo al volley. Ne abbiamo parlato prima quando a livello nazionale abbiamo inquadrato la nazionale di Mazzanti che inizia domani mattina alle 6:40 il suo mondiale contro appunto la Bulgaria, mentre l'Imoco sta giocando e sta allenandosi e sta soprattutto preparando e mettendo in piedi, per così dire, De Cruyff, che si è affidata allo staff sanitario dell'Imoco Volley Conegliano per essere pronta, se non in partenza di campionato, almeno per le prime gare del torneo. Sta recuperando e sta lavorando molto molto bene. Chi invece ha finito, diciamo, di lavorare almeno in palestra, lo ha fatto proprio nella giornata di ieri, l'ultimo allenamento, poi la partenza per Bologna, è la TVB Basket Treviso. Ultimi allenamenti, vi dicevo, a Sant'Antonino e adesso testa a Bologna e alla Supercoppa, come ci conferma il coach Menetti in questa intervista. Sentiamolo. Siamo con coach Menetti, pronti per questa esperienza, per questo torneo? Sì, pronti, lo sapremo domani sera se lo siamo. Abbiamo fatto una buona preparazione con qualche incidente di troppo, ma è stato anche un modo per crescere e far crescere la squadra. Quindi saremo curiosi di vedere a che punto siamo, se siamo davvero pronti. Sicuramente non potremo essere al top perché sennò vorrebbe dire che c'è probabilmente anche qualcosa di sbagliato, però allo stesso tempo anche affrontare i momenti di difficoltà sarà una grande battaglia, perché giochiamo contro una squadra pronta, forte, che viene dalla finale, e dall'altro naturalmente anche l'emozione finalmente di iniziare questo nostro cammino della DeLonghi 2018-2019. Appunto, cosa si aspetta dalla squadra in campo? Ma dalla squadra poche cose semplici. Mi aspetto la voglia di difendere, il fatto di continuare a fare quello che abbiamo fatto in precampionato, che è stato quello di costruire sempre a livello offensivo tutto attraverso il lavoro di squadra, e dall'altra parte invece cercare di approcciare emotivamente una partita che ci deve preparare tanto per il proseguo della nostra stagione. Appunto, che valore dà questa Supercoppa in vista del primo appuntamento stagionale, che quest'anno, dopo alcuni anni, sarà la prima di campionato al Palaverde? Sì, diciamo così che dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Credo che dobbiamo affrontare questa partita come una partita secca, senza pensare alla seconda. Vogliamo avere l'ambizione di volerla vincere e dobbiamo avere il giusto equilibrio in tutti e due i casi, cioè vogliamo dare il giusto peso a questa Supercoppa, che deve essere un momento dove deve misurare le nostre ambizioni, un momento dove, come abbiamo fatto per tutto il campionato, vorremmo portare a casa la vittoria, e però avere l'equilibrio in ogni caso, sia che andasse bene, di non pensare che noi siamo a un livello e siamo pronti per metterci in tasca delle cose che tutti sogniamo, e allo stesso tempo, se invece le cose non andassero come
come abbiamo preparato, invece non pensare invece a dei drammi. Ecco, quindi questo equilibrio ci deve accompagnare, anche giocare una partita aperta, sfrontata e con la voglia di fare bene. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. In bocca al lupo a Max Menetti, in bocca al lupo a tutta la TVB. A me è piaciuto particolarmente in conferenza stampa, è un coach che non si tira indietro per niente, insomma la cosa bella è che ha detto, beh attenzione, se vinciamo non dobbiamo montarci la testa, se perdiamo nemmeno buttarci giù, insomma siamo ancora all'inizio di preparazione, vediamo quello che succede, che è un po' la linea che ha cavalcato anche il direttore sportivo Gracis, e allora sentiamolo, eccolo. Presentazione qui a Santo Antonino di questa Supercoppa DS, siamo pronti? Ma speriamo di sì, nel senso comunque quanto si può essere pronti dopo 4 settimane di lavoro, un mese di lavoro, non possiamo pretendere che sia una squadra già pronta, formata, anzi speriamo che non lo sia. Perché quello che io ho visto in questi allenamenti sono grandi margini di miglioramento, quindi mi auguro di avere una squadra che competerà, però non pronta, perché mi auguro che i margini siano di lasciarli anche più avanti per la prima di campionato, per quello che sarà proprio il lungo cammino di questa stagione. Ho fatto i complimenti comunque a Menetti in conferenza stampa, perché quantomeno non si è tirato avanti, non ha fatto il solito metto le mani avanti, insomma dice vediamo come va. No, già dal precampionato Max ha fatto vedere che ci teneva a vedere una squadra pronta ad ogni amichevole, con una mentalità che si deve costruire, una mentalità vincente che si costruisce anche nelle partite amichevoli e anche in una manifestazione un po' strana come è la Supercoppa, per la quale vogliamo effettivamente giocarci le nostre chance. Ecco, non saremo quelli che diranno se dovessimo vincere, che è la coppa più importante del mondo, come ha detto Max, e nemmeno che non conta niente se dovessimo essere eliminati, quindi cerchiamo di viverla con equilibrio e per vedere anche con curiosità i nostri miglioramenti. Bocca al lupo. Grazie Crepi. Questa è la linea, insomma, avete capito, no? La linea sia di Max Menetti sia di Andrea Gracis, il direttore sportivo appunto alla vigilia di questa Supercoppa. In bocca al lupo alla TVB, è una TVB che seguiremo anche durante tutta l'annata agonistica, ma noi gli occhi li punteremo anche sul Ponzano Basket di Serie A2 femminile, una bella nicchia che andiamo con venetoglobe.com a seguire e seguiremo durante l'anno, presentazione che si terrà il 3 ottobre prossimo al Relais Monaco e sabato intanto si inizia già la prima di campionato in trasferta al Pala Giordani di Milano, esordio contro la Sanga Milano. Anche la Ruker Samve farà parte della nostra scuderia, seguiremo attentamente il campionato della Ruker in Serie B, cominciando proprio dal 13 ottobre in casa al Palace contro Urania Milano, però attenzione perché l'esordio sarà a Lecco il 7 ottobre in trasferta per quanto concerne appunto la Ruker Samve. Lasciamo il basket, passiamo al Benetton, è un Benetton che si trova già ad Edimburgo e allora noi a poche ore dall'andare in campo per quanto riguarda il 15 bianco-verde andiamo a sentire che cosa ci ha detto Ezio Galon a metà settimana di questa partita. Ha inquadrato molto bene l'Edimburgo, si sta giocando, andiamo a sentirlo. Alla Ghirada con Ezio Galon per fare un po' il bilancio di questa sconfitta, ci avevate abituato troppo bene? Ma sì, siamo tutti un pochino delusi ed è anche un buon segno. Dopo la partita Ospreys i ragazzi erano abbastanza incazzati perché vincendo si ha sempre voglia di vincere, però Ospreys è sempre stato un campo difficile, è una squadra compatta, è una squadra con molti giocatori di livello e abbiamo trovato una squadra difficile da manovrare, solida, molto competitiva nelle rack, nei punti di incontro, quindi abbiamo fatto fatica un pochino a mettere in posizione il nostro gioco, fare fasi, quindi creare un po' di momento durante la partita. Il segnale positivo è che comunque al 60esimo, 70esimo della partita eravamo ampiamente in partita, quindi in uno dei campi più difficili, e questo per me è un segno estremamente positivo. Hai già accennato, cosa è andato e cosa non è andato e dove lavorerete?
Ma quello che è andato bene sicuramente la conquista, la Touche ha lavorato bene, la Mischia ha lavorato bene, ci sono state le situazioni in difesa in cui abbiamo lavorato bene, alcuni sprazzi di gioco in attacco dentro i loro 22, malgrado le condizioni, sono stati positivi, abbiamo segnato una meta. Dobbiamo rivedere un pochino quello che è la nostra gestione della partita con condizioni come quelle che abbiamo trovato su e sotto forte pressione come abbiamo trovato, quindi giocare un pochino più a livello di territorio, gioco al piede, di mettere diciamo di invertire la pressione che stavamo subendo da parte loro fisicamente in difesa, quindi utilizzare un pochino di più il piede ed ecco, oliare un pochino qualche nostro movimento in attacco. Possiamo dire che quindi avete dovuto cambiare un po' la preparazione per andare sulla prossima gara? Edimburgo è una squadra molto fisica, da un certo punto di vista simile a quella che abbiamo incontrato giù a Swansea. È una squadra che in questo momento ha 6 punti, quindi sicuramente vorranno fare bene a casa loro, è un'altra sfida importante. Sì, ci aspettiamo dei punti in comune rispetto a Osprey, soprattutto nella loro difesa, quindi stiamo lavorando un pochino su come poterli mettere in difficoltà dove sono attaccabili, e oggi e nei prossimi giorni lavoreremo su questa cosa qui. Non vogliamo sapere il 15, ma già si parlava la scorsa settimana di possibili rientri o di turnover ancora? Sì, nella nostra politica è quella di mantenere il livello di ognuno, sia a livello di minutaggio che di focus alto, quindi quest'anno abbiamo giocatori competitivi in tutti i ruoli e più giocatori per ruolo, quindi il nostro obiettivo è quello di poter dare minutaggio a tutti quanti, sapendo che tanti giocatori oltretutto durante l'arco della stagione saranno assenti per questioni anche di nazionale o di altre cose, quindi il nostro obiettivo è che tutti i giocatori che diciamo che il livello medio sia molto alto per tutti quanti, non possiamo lamentarci. È ovvio che ci sono dei giocatori che devono lavorare, devono acquisire dell'esperienza, però rispetto agli anni precedenti diciamo che il livello medio è alto, quindi possiamo fare del turnover senza perdere a livello di efficacia della squadra. Adesso andiamo più nel dettaglio, che partita tecnicamente sarà ad Edimburgo? Edimburgo è allenata da Cockerill, quindi è una squadra che sicuramente metterà l'accento sul ruvido, sull'aspetto di contatto fisico, questo sicuramente, è una squadra che è estremamente fisica, davanti, dietro, hanno giocatori anche loro di alto livello. Dovremmo aspettarci secondo me una buona squadra in conquista, in Touche, in Mischia, nei punti d'incontro, se hanno visto la partita contro Osprey anche loro metteranno l'accento su quell'aspetto lì, e poi una squadra che sa muovere il pallone, è una squadra secondo me che rispetto a Osprey lascia qualche spazio in più nei canali più larghi, quindi probabilmente andremo ad esplorare quei canali lì con l'attacco, e basta. Per il resto non cambieremo molto su quello che è l'aspetto tecnico, abbiamo una settimana corta perché giochiamo venerdì, non vogliamo lavorare e cambiare troppe cose, quindi lavoreremo sullo specifico di quelle che sono più o meno le competenze trasversali della squadra, quindi nella rack, nella qualità dei dettagli di quello che faremo, però nello specifico, nelle giocate resteremo molto su quello che è la nostra filosofia. E non cambierà di tanto nemmeno il 15, come accennava Ezio Galon, si sta giocando ad Edimburgo, naturalmente si gioca quest'oggi per quanto riguarda il Benetton, che poi farà rientro immediato in Italia per prepararsi poi alle 2, per fortuna ormai, perché dopo 3 trasferte arrivano due partite interne al Monigo. Bene, abbiamo concluso con il rugby anche lo spazio dedicato allo sport sulla nostra web tv www.venetoglobe.com oppure sul canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. Vi auguro un buon weekend e noi ci risentiamo lunedì.